Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trentino, benvenuto. Buon pomeriggio. Allora, sindaco, oggi cominciamo con una bellissima notizia che è tanto cara ai catanesi, il riferimento è a Sant'Agata, in mattinata è stato presentato il ricco programma di festeggiamenti, questa è l'edizione del 9° centenario della traslazione delle reliquie, ci sono alcune novità, l'abbiamo detto anche nei telegiornali, riservate ai ragazzi, dedicate ai ragazzi, e poi l'arcivescovo Renna che ancora una volta ha puntato il dito sulle candelore che fanno l'inchino, noi abbiamo detto riverenti, ma non che sono riverenti, nel senso che si inchinano, e ha detto le terrei ferme per 2 anni. Quello che caratterizza l'azione della Curia e dell'amministrazione catanese e che le mette in sintonia è la particolare attenzione verso i nostri giovani. Io condivido questo progetto dell'Arcivescovo, di Sua Eccellenza, di voler lasciare il busto a disposizione per farlo vedere, per mostrarlo ai ragazzi delle scuole per 3 giorni, in modo che così si crei un legame ancora più forte tra la nostra Santa Patrona e la nostra comunità scolastica. A tutto questo uniamo anche alcune cose importanti che come amministrazione abbiamo fortemente voluto. C'è in programma un evento di beneficenza al Teatro Massimo Bellini il 2 sera con la banda dei Carabinieri. Bello. Con 70 unità che si esibiranno sul palco del nostro prestigioso teatro, con un biglietto che appunto sarà venduto e il cui ricavato andrà alla Pestalozzi per la riformazione, a questo punto più che riqualificazione, della biblioteca che è stata vigliaccamente incendiata da qualche balordo. Sì. Bene, andiamo avanti invece con quello che noi abbiamo chiamato all'italiana glutton, ma anche poi abbiamo scoperto in redazione che la parola inglese si dovrebbe pronunciare glutton, cioè il mangione. Ma ora lo vediamo, è un macchinario che serve a tenere pulito il centro storico, in grado di risucchiare appunto carta, plastica, lattine, cicche e persino le sigarette. Vediamo con Tonino De Mena. Un potente aspiratore a 3 ruote con un filtro di carta speciale per risucchiare rifiuti, carta, bicchieri di plastica, lattine e persino cicche di sigarette. Per tenere pulito il salotto buono di Catania, in particolare tra Piazza Duomo e Piazza Università, la Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti dell'800, mette in campo altri 2 mezzi sofisticati, capaci di offrire un servizio più efficiente e a basso impatto ambientale. Il macchinario serve alla pulizia e alla sanificazione dei cestini portarifiuti e alla rimozione delle deiezioni canine. Si chiama Glutton ed è all'opera da pochi giorni per la soddisfazione dell'assessore all'ecologia Pesce. Ore notturne ovviamente si manterrà lo spazzamento meccanizzato con i mezzi, questo è un servizio diurno che servirà per mantenere appunto pulita le zone pedonali, molto efficace e ovviamente mi dicono che tecnicamente un macchinario di questi vale almeno 5 operatori manuali. Il resto lo dovranno fare i cittadini perché l'impiego di glutton anche e soprattutto dipende da loro. Probabilmente sarà un incentivo di sensibilizzazione per il cittadino che non dovrebbe buttare a terra carte, cartacee e cicche di sigarette, ma eventualmente utilizzare i cestini che si trovano dappertutto. La sfida per una città più pulita è lanciata. Giusto, no? No, questa è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto, sono stato abbastanza molesto nei confronti dell'assessore Pesce perché individuasse una soluzione fra le tante che il mercato ci offriva. Questa è quella che più è funzionale ai nostri interessi, che ci permette di tenere le nostre piazze più importanti pulite. Magari chissà un giorno con l'intelligenza artificiale realizzeranno dei modelli a guida autonoma che potranno spingersi su tutta la città, ma intanto ci accontentiamo di avere le parti più frequentate della città da parte di turisti e catanesi assolutamente pulite, perché c'è sempre il solito malvezzo di gettare a terra la spazzatura, o alcune volte succede anche che si tratta di tovagliolini volati via da alcuni bar, e in questo senso molto presto sarà in vigore il nuovo regolamento che prevede che ogni bar si dovrà dotare di un contenitore all'interno del quale il cliente potrà riporre i tovagliolini di carta
carta per evitare che volino. Perfetto. Sarebbe bello estenderli questi glut. Hanno un costo, non è che sono gratuiti, sarebbe bello estenderlo, però diventa impegnativo da un punto di vista finanziario. No, speriamo che si possa fare presto. Intanto abbiamo intravisto come si dice, il volto del Palazzo di Città, eccolo qua. Questo l'abbiamo visto l'altro giorno. Si sta smontando quindi l'impalcatura del prospetto centrale. Oggi abbiamo liberato interamente la facciata lato destro quindi domani presumo che sarà interamente libera ed è una meraviglia. Effettivamente è molto bella. Lei in un'intervista recente anche a noi ha detto che questo restyling richiama al passato, oltre ad essere bello. Sì, perché avevamo una stampa che era conservata presso l'archivio storico di Palermo, l'archivio di Stato, ma dopo un po' che il professore, mi pare Calogero, ci ha fornito anche una vecchia fotografia, non so se mai sarà visibile dal telefono, che fa vedere come in effetti l'unica fotografia esistente del palazzo, che è una fotografia la troverò prima o poi, è una fotografia che ritrae appunto il palazzo in albis, si dice, cioè a dire in chiaro. Quindi abbiamo noi riportato il palazzo al suo originario splendore, con questa colorazione che poi di fatto riproduce anche la colorazione di Piazza Università. Non so se mai sia possibile far vedere... questa è una foto originale? Una foto originale. Fantastica. Io provo a zoomare, non so quanto sia possibile. È comunque, possibile, forse un po' difficile. Si vede che io lo vedo bene, ma voi non tanto. Che era appunto chiaro, quindi quel marroncino che ha caratterizzato il nostro municipio per gli ultimi anni era un colore del tutto diverso da quello originario. Quindi oggi avete tolto anche il lato destro e poi l'ultimo... Penso domani sarà interamente liberata la facciata, poi si comincerà con il lato su via Etnea e nello stesso tempo con la parte interna. Quindi avremo il palazzo libero per due quarti. Molto presto anche il lato su Piazza Università, dovranno ancora essere eseguiti i lavori su via Merletta. Ottimo. Restiamo in centro storico per la pedonalizzazione di via Porta di Ferro. La Civita, dicono i cittadini, giustamente non può essere ignorata. I residenti sono anche un po' in agitazione, i residenti commercianti, titolari di strutture ricettive, e hanno firmato una petizione. Vediamo un attimo come stanno le cose. La Civita non può essere ignorata. Noi cittadini vogliamo avere voce in capitolo. I lavori per la pedonalizzazione di via Porta di Ferro tolgono il sonno a residenti, commercianti e titolari di strutture ricettive. Dove parcheggiamo? Come passeranno i disabili? Come si impedirà all'acqua di entrare dentro le case al piano terra? Quesiti posti nero su bianco a supporto di un'istantanea raccolta firme. In pochissimi giorni ho raccolto più di 100 adesioni, l'abbiamo protocollato e consegnato al Comune e attendiamo risposta dal Sindaco e dall'amministrazione. Non le mandano a dire Graziano Bonaccorsi, vicepresidente e commissione urbanistica, e Giuseppe Buio, consigliere del primo municipio. La situazione è tragicomica perché l'amministrazione interviene senza consultare non solo le commissioni di merito come la commissione urbanistica, ma neanche i cittadini. Quello che è mancato è stato proprio il confronto per capire e poter chiedere le soluzioni ideali e giuste per questa zona, che nel frattempo ci sia un confronto per trovare una soluzione, ma per dare una risposta alla Civita e ai catanesi tutti. Sono esasperati, chiedono lo stop dei lavori e soprattutto di essere ascoltati. Non si è capito ancora che la Civita non è solo dei turisti, ma è dei cittadini e di quelli che abitano qui da tanti anni. La chiusura della via Porta di Ferro come via Graziella e via Vecchio Bastione è assolutamente sciagurata. Porterà solamente disagi ai residenti, disagi alle attività commerciali, non risolverà niente. Il quartiere non ha bisogno di una strada pedonale per fare passeggiare i turisti. Sono molte problematiche per i posteggi, quindi bisogna fare un tavolo di confronto per trovare una soluzione. La pedonalizzazione costerà 4 milioni di euro, durata dei lavori almeno un anno. Rientriamo in studio in diretta con il sindaco di Catania Trentino. Prima di tutto, è vero che manca il confronto, perché si lamentano proprio questo? Io rimango incredulo rispetto a certe dichiarazioni, perché poi quando ci si mette di mezzo la politica
che tenta di strumentalizzare, non avendo altri argomenti per scagliarsi contro questa amministrazione, l'incredulità lascia il posto allo sbigottimento. Non è affatto vero, hanno detto una cosa non vera quando dicono che è mancato il confronto. Noi abbiamo convocato tutti quanti i residenti regolarmente con telefonate e mail per, adesso non mi ricordo quale giorno, comunque un pomeriggio alle 15:30 di un paio di settimane addietro. Sono venuti gli studenti del Convitto Cutelli e c'erano 3 residenti. Parrebbe che alcuni di essi oggi abbiano detto: noi in effetti ci è arrivata la convocazione, ma alle 3:30 non potevamo. Quindi non è affatto vero, non è un problema nostro. Si organizzavano, chiedevano un differimento, li avremmo ascoltati. Quindi entriamo nel merito. Via Porta di Ferro pedonalizzata, dice, allora, non serve a niente. Io rimango in questo caso veramente, è come se volessimo noi rimanere ancorati a una visione arretrata della città, perché che questo me lo dicano coloro i quali magari sono affittuari, posso ancora capirlo, patiranno un sacrificio, è comprensibile la loro resistenza, ma che me lo dicono residenti e proprietari di case, rispetto a una prospettiva che consentirà la duplicazione almeno del valore del loro immobile, perché chiaramente la strada sarà interamente riqualificata, e io vorrei che questo processo si esporti anche al resto della Civita, ma ci sarà poi un'ulteriore occasione di interlocuzione che voglio far coordinare questa volta al Dipartimento di Scienze Politiche. Nel momento in cui noi offriamo una soluzione migliorativa che non pone nessuno dei problemi che dicono loro, perché intanto sarà ZTL, quindi comunque il passaggio delle persone con disabilità sarà garantito, diventa una questione veramente risibile quella idraulica, perché è chiaro che verrà realizzata con delle pendenze che garantiranno il deflusso delle acque e non ci sarà pericolo di introduzione all'interno delle abitazioni o degli esercizi. Ci saranno, è chiaro, dei disagi che sarà durante l'opera dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori nell'area di cantiere, ma come spesso diciamo in questi casi ci rifugiamo dietro Sant'Exupéry, bisogna sopportare il bruco se si vuol vedere volare la farfalla. Noi stiamo creando una condizione migliorativa anche a pannaggio, è vero, del turismo croceristico, perché andare al centro storico per quella strada che è una strada assolutamente anonima, insignificante, noi è chiaro che la vogliamo riqualificare. Il problema, non possiamo noi guardare sempre alla questione dei parcheggi, che comunque con l'autorità di sistema stiamo cercando appunto di comprendere in che misura possono essere garantiti all'interno del porto fino a quando i lavori non saranno realizzati interamente. Ma non è che noi, rispetto a un disagio che io capisco, comprendo, in questo senso sono solidale con chi lo patisce, ma poi si trovano sempre degli accorgimenti che nel momento in cui vengono messi in rapporto al miglioramento della qualità di vita di ciascun cittadino, di quei cittadini che poi si lamentano perché da una classifica risulta che noi siamo ultimi per qualità di vita, beh, su questo io rimango veramente, mi cadono le braccia. Noi stiamo dando una soluzione a chi abita lì, ai proprietari di case, per cui non dico ci devono ringraziare, ma devono capire che è un'opportunità straordinaria per loro. Ma c'è anche la preoccupazione che ci sia una diminuzione poi in realtà degli afflussi sia nelle attività economiche che in generale. Io voglio capire una cosa: nel momento in cui lei va a mangiare fuori, preferisce andare a mangiare in un posto in cui il posto all'aperto, il dehors, si trova in mezzo alle macchine, al caos, oppure in un posto in cui ci sono piante, alberi, persone? Io credo che è fin troppo banale la risposta che sia la seconda soluzione. Tutti gli esercizi che insistono all'interno di aree pedonali hanno sempre poi, dopo un breve periodo di assestamento, cioè, hanno sempre avuto dei benefici, in tutta Europa, in tutto il mondo. Ma Catania ogni tanto sembra insistere su logiche un po' troglodite. Grazie Sindaco, facciamo una breve pausa, poi toccherà a voi con i vostri WhatsApp 342 74 55 005. Lo vedete lì sul lato destro del vostro teleschermo, e la mail Sicilia24focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Tra pochissimo con il sindaco di Catania Trentino, che ringraziamo ancora per essere qua. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trentino. C'è già un paio di mail in arrivo, ricordo l'indirizzo. Leggiamo prima il WhatsApp. Buonasera signor Sindaco, perché le fontanelle di Piazza Palestro non sono funzionanti? Grazie. Piazza Palestro. Non so se si riferisca a quei giochi d'acqua che furono inaugurati tempo addietro, perché se questo il problema è molto più
serio e impegnativo di quanto non possa sembrare, perché ci sono sostanzialmente, mi dicevano che c'è un problema idraulico a tutti qua, non indifferente, non credo determinato solo dalla incrostazione, perché dove noi abbiamo riaperto le fontane, interveniamo periodicamente, per esempio in Santa Maria di Gesù, al Tondo Gioeni, per liberare gli ugelli dal calcare e cercare quindi di ripristinare il corretto deflusso dell'acqua. Lì invece il problema è stato più significativo, quindi non so per qual motivo non funzionino, però dovrebbero, siccome noi stiamo facendo il progetto per la parte frontistante, quella che dà su via Garibaldi della porta Ferdinandea, per liberarla dalle macchine, perché è veramente un obbrobrio, è una delle cose che ci eravamo prefissi, verificare quali sono gli interventi da compiere e se li possiamo realizzare con le economie. In un secondo tempo eventualmente. Che dite regia? Posso leggere le mail che sono qua? Sì, grazie. No. Buongiorno signor Sindaco, in piazza Viceré, ora che c'è l'isola intelligente, si possono rimuovere i vecchi contenitori e dare più spazio al parcheggio? Piazza Viceré. Non lo so quali siano i vecchi contenitori, però se effettivamente non sono utilizzati, devo capire però se si tratta di contenitori che appartengono alle ditte di adesso, perché se si tratta di contenitori che invece sono senza proprietario, devo chiedere alla direzione come possiamo fare. Va bene. Però se vanno a occupare degli stalli è chiaro che... Prima che mi arrivi un altro WhatsApp, leggo la mail. Allora, salve, vorrei sapere cosa ne pensa il sindaco, naturalmente, dei mercatini privati che si organizzano all'interno delle corti dei palazzi del centro storico, in concomitanza con quelli autorizzati da voi, dal comune. Questa è Francesca che ci scrive questa mail. Ma io non avevo idea che si tenessero questi mercatini all'interno di aree private, quindi non so neanche se si possono tenere. Se poi magari questa nostra concittadina ci fa la cortesia di segnalarci all'interno di quale aree, faccio verificare con la direzione attività produttive e con la polizia locale. Molto interessante, perché poi lei facendo la mail ha tutto, i riferimenti glieli possiamo dare. Ce n'è un'altra ancora che è arrivata, dice: salve sindaco, nei mini market di via Garibaldi ZTL Piazza Mazzini, rivenditori, tra le altre cose, di alcolici e superalcolici. Chiede di verificare il rispetto delle delibere, per esempio orari di chiusura e rifiuti. Qui siamo a Piazza Mazzini, via Garibaldi. Allora, il problema è che da delibera loro dopo le 22 non potrebbero vendere superalcolici. La questione è che chiaramente la sera c'è un minor numero di unità di polizia locale per turno e quindi li destiniamo già tante altre attività, però è normale che dobbiamo far verificare questo perché diventa un poco il problema di certa mala movida. Bene, questo è importante. Allora, adesso vediamo se c'è ancora qualche WhatsApp, per favore. Buongiorno per il signor sindaco. Perché i saldotari ogni anno in ritardo? Non si lamenta qui per l'entità, ma per il ritardo. Ma dovrebbe lamentarsi per entrambi. Quindi, questa è buona. Intanto per l'entità abbiamo come obiettivo quello di provare a ridurlo un poco. Per quanto riguarda il ritardo, confesso di non conoscere quali sono le procedure su cui si sta intervenendo, ma credo che riguardino proprio la processazione delle iniziative per poter inviare più tempestivamente i bollettini e quindi evitare questi problemi che molto spesso l'utenza soffre. Quindi speriamo si possano accelerare. Vediamo ancora altri WhatsApp. Ma stiamo andando verso una nuova digitalizzazione, per cui molti dei problemi che oggi parliamo verranno risolti, però ci vorrà un tempo di assestamento che penso richiederà almeno 6 mesi. Buongiorno signor sindaco, non si potrebbe imbellire tutta la via Garibaldi con piccoli alberelli? Allora, la via Garibaldi sarà oggetto di un intervento importante appena ci autorizzeranno i lavori della FUA dalla Regione. Ho parlato col direttore alla programmazione Falgares che mi ha detto che entro febbraio spera di farlo. A quel punto noi definiremo i progetti e spero entro l'estate che si possa partire. Fra questi è previsto anche il rifacimento di via Garibaldi fino a Piazza Mazzini, la via Oteri fino a Piazza Federico di Svevia, con una pavimentazione che sostanzialmente eliminerà la strada, quindi sarà tutto su un unico livello pavimentato bellissimo. Gli alberi, ho qualche dubbio che possano stare bene lì perché vanno a togliere la vista che da Porta Ferdinandea volge sulla cattedrale e viceversa, quindi forse lì non sono indicati, però ne parlerò, cercherò di capire quale sia la soluzione migliore. Grazie per la sua disponibilità. Vediamo ancora
qualche altro WhatsApp. Buongiorno Sindaco, vorrei dire che il viale Mario Rapisari è molto sporco. I marciapiedi ci vorrebbero i netturbini che spazzassero come una volta, perché non succede più. No, in effetti è cambiato il sistema, anche perché ricordo sempre che noi abbiamo ereditato un contratto che prevede che lo spazzamento avvenga con una certa periodicità, sfalsata per zone e quartieri. Non so con ogni quanto si faccia in Viale Mario Rapisardi, ma è anche vero che io non sono il primo a non essere soddisfatto per il servizio di spazzamento. Non possiamo fare tantissimo con il contratto che abbiamo oggi, che peraltro durerà ancora qualche anno, però devo dire che molti correttivi li stiamo apportando e sono correttivi che incideranno anche sulla pulizia dei marciapiedi, perché spesso i marciapiedi sono sporchi per effetto dei rifiuti abbandonati a terra. L'assessore Pesce sta compiendo un lavoro importante con i condomini, quelli più grandi, per trovare una soluzione e quindi riporre i rifiuti all'interno del condominio. Questo determinerà un minor pericolo che il rifiuto svolazzi, scusatemi l'espressione, e arrivi sul marciapiede. Nello stesso tempo dovremo adesso essere un po' più operativi sullo spazzamento meccanico delle strade a ridosso del marciapiede, che significherà che a quel punto, una volta che passa la spazzatrice automatica liberata dalle auto una volta alla settimana, ci sarà l'operatore che col soffiatore butterà tutto quello che c'è sul marciapiede sulla strada in modo che la spazzatrice lo possa prendere. Magari con Glutton. Magari con Glutton. Magari con Glutton. Ce lo auguriamo presto. Buon pomeriggio. Via Birzì 56, nei giorni prefissati, martedì e venerdì, non avviene la raccolta dei pannoloni pur pagando la tassa sui rifiuti. Non usufruisco del servizio necessario e si firma Maria Grazia. Chiedo al buon Tonino De Mana se mi manda questo messaggio, anzi se lo manda direttamente all'assessore Pesce, che provvederà a chiedere informazioni. Molto bella questa risposta, grazie Sindaco. Vediamo ancora qualche altro WhatsApp. Egregio signor Sindaco, li vogliamo innaffiare gli alberelli messi a dimora recentemente in Corso Italia? Altrimenti faranno la solita fine. Questa volta avete indovinato il periodo giusto per la piantumazione, ma occorre l'irrigazione. Non sono un agronoma, ma mi dicono che comunque gli alberelli, quelli dovrebbero essere i platani se non ricordo male, sono quelli che vivono senza bisogno di acqua, forse a meno che non siano alberelli piantati da poco e quindi ci vuole all'inizio un po', devono essere innaffiati. Io però voglio dire una cosa, perché sono stati messi 2 alberelli ancora molto sottili anche in Viale 20 Settembre sotto il nostro studio, e confesso senza alcun problema che per evitare che magari non attecchiscano bene sono io che prendo in garage l'acqua e gliela metto, quindi possiamo farlo anche. Poi mi rendo conto magari un signore che abita in un piano un po' più alto e quindi ha difficoltà a farlo, magari un signore un po' meno giovane, e quindi non possiamo chiedere ai cittadini di farlo. Adesso chiederò alla Direzione Verde di guardare con attenzione al problema. Comunque anche buono anche l'appello al volontariato. Sì, assolutamente, ma allora ci sono alcune organizzazioni, ne dico una per tutte, la prima che mi viene, Clean Up Sicily, che fanno un lavoro straordinario. In via Barraco, siccome non è previsto il servizio di innaffiamento, sono loro che vanno con le bottiglie a innaffiare gli alberelli e li hanno fatti rinascere tutti. Bellissimo. Il nostro tempo a disposizione si è concluso. Con le festività come è messo per il prossimo mercoledì? Allora, il prossimo mercoledì ci sono il 25, non me la sento di venire. Dai, per il prossimo mercoledì dovrei esserci. Ci rivediamo allora mercoledì prossimo. Grazie al sindaco di Catania Trantino per la sua cordialità e disponibilità ogni volta per rispondere alle vostre domande, e adesso buon proseguimento con Telecolor. Buona serata.